La carovana che si snoda all'ingresso dell'aeroporto Marco Polo di Venezia per una volta non è composta da turisti. Al posto delle valigie hanno cartelli e striscioni. Sono residenti e associazioni ambientaliste, tante famiglie e tanti bambini, arrivati da Tessera, Campalto, Mestre, Favaro, per dire no all'ampliamento del parcheggio che comporterebbe l'abbattimento di un autentico polmone verde. E gli alberi sono 1262 stimati più o meno, quelli che andranno abbattuti in prima battuta. Poi c'è un procedimento di via che prevede anche l'abbattimento di altri 300 alberi che sono di grande pregio. Il corteo percorre come in pellegrinaggio le varie zone che sono interessate dal progetto. In tanti portano una mascherina antismog. Con questa giornata e con questo traffico è un elemento molto protettivo dal punto di vista della sicurezza. PM10, PM2,5 qui non mancano, anzi sono in abbondanza. Quello dell'inquinamento è uno dei temi forti della manifestazione, uno dei motivi per cui salvare gli alberi. Le piante ci danno la possibilità di abbattere l'inquinamento e diciamo anche per noi è una realtà di sopravvivenza e quindi diciamo essere qui vuol dire effettivamente dare una mano alle sorti del pianeta. Noi non ci dovremmo essere qui perché è assurdo chiedere quello che stiamo chiedendo, cioè è come chiedere di respirare, è come chiedere di vivere, è come chiedere di... È assurdo, noi stiamo chiedendo il normale, la norma. Se il progetto dovesse andare avanti non mancano le proposte alternative. La controproposta da avanzare è, e l'abbiamo chiesta anche al dottor Marchi, è un indennizzo verde. Cioè, secondo noi quest'area, che è una mitigazione naturale che c'era e che permetteva la sostenibilità dell'aeroporto, adesso come adesso non c'è più. Per ora comunque il messaggio dei manifestanti è un appello alle istituzioni perché si prendano carico del problema.